Buongiorno a tutti, benvenuti a questa seconda puntata del ciclo di incontri organizzato dall'Associazione Mestre Mia alla scoperta di Porto Marghera. Oggi abbiamo con noi due illustri ospiti che ci accompagneranno a un'ulteriore scoperta del nostro polo industriale. Abbiamo con noi la professoressa Valentina Beghetto del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanostrutture dell'Università Ca' Foscari di Venezia e l'ingegnere Michele Troni, direttore Water and Waste Management di Eni Rewind, che è la società ambientale dell'Eni. Allora, la volta precedente avevamo fatto con i nostri ospiti una panoramica, una fotografia dello stato attuale di Porto Marghera e della situazione industriale del sito. Abbiamo scoperto un'area ancora viva, ancora economicamente e industrialmente attiva, anche se ovviamente lontani dai numeri e dalle dinamiche economiche di qualche decennio fa. E con i nostri ospiti avevamo individuato il tema delle bonifiche, come un tema importante per garantire anche nel futuro un'attrattività del sito da un punto di vista appunto di rilancio degli investimenti industriali. Quindi io partirei direttamente con l'ingegner Troni, perché leggendo sul sito di Eni Rewind, subito in home page c'è bella in grande la mission dell'azienda: valorizzare i terreni industriali attraverso progetti di bonifica e recupero sostenibili. Quindi a favore del nostro pubblico, che è un pubblico estremamente eterogeneo, io partirei proprio con una domanda basica, diciamo così. Quindi cosa si intende per risanamento di un sito industriale? Buon pomeriggio a tutti, mi presento, appunto sono Troni Michele, sono il responsabile dell'unità Water Waste Management di Eni Rewind. Cosa si intende? L'attività di risanamento ambientale è un'attività molto complessa, è un'attività che trova regolamentazione in una serie di norme che a partire già dal 97 col Ronchi-Ter fondamentalmente abbiamo avviato in Italia con la prima legge quadro che identificò i siti di interesse nazionale già nel 98, quindi Porto Marghera, uno dei siti che da un punto di vista della complessità certamente ha fatto scuola all'interno del panorama nazionale. Considerate che il decreto il DM 471 del 99, che di fatto attuava l'articolo 17 del Ronchi, fondamentalmente dal 2001 in avanti avviava le attività di caratterizzazione, e così è stato fatto anche a Porto Marghera. Le attività di caratterizzazione sono in qualche modo il cuore di un progetto di risanamento ambientale del sito. Senza avere un quadro chiaro di quello che è l'impatto che le attività in qualche modo hanno avuto sull'area, non è possibile in qualche modo progettarne il risanamento. Considerate che comunque si parla di risanamento affrontando le due dinamiche, cioè la dinamica del soprasuolo con tutte le attività di dismissione, demolizione, decommissioning vari, con le attività del sottosuolo. All'interno delle attività del sottosuolo abbiamo tre macro capitoli: il tema delle acque di falda, il tema dei suoli e il tema del sottosuolo. In questo contesto, quindi, migliaia di caratterizzazioni ambientali nel periodo più o meno 2001-2003 sono state fatte sul sito, e in questo modo è stato possibile avere un quadro tridimensionale di quello che era l'impatto sui suoli e anche sulla falda. Diversamente dai suoli, la falda ha come sua caratteristica il fatto che si muove, ancorché a Porto Marghera la falda si muova molto molto lentamente. Voi sapete meglio di me che poi il sito, in particolare Nuovo e Vecchio Petrolchimico, hanno avuto un'attività di cinturazione tramite le palancolature che hanno di fatto consentito le attività di contenimento ovviamente dei fluidi in uscita dalle penisole. Quindi l'attività di risanamento si compone di un tema di conoscenza dell'area e un tema ovviamente di tecnologie che possono essere impiegate in quel sito. Considerate che rispetto a un primo periodo in cui il Ministero dell'Ambiente aveva un approccio particolarmente tranchant rispetto ai fenomeni di contaminazione, le uniche
uniche due di fatto tecnologie utilizzate erano la tecnologia di pump and treat, quindi l'attività di pompare dell'acqua, trattarla per poi essere scaricata secondo i limiti di legge, e le attività di scavo e smaltimento. Il sito di Porto Marghera in realtà è stato uno dei primi siti in Italia ad essere approcciato con una logica diversa, quindi non tanto nell'eliminare tutto il contaminato, ma nell'eliminare il contaminante dal contaminato, e quindi in una logica di estrazione di tutte quelle sostanze che nei terreni non devono starci. E quindi furono approvate negli anni, quindi nel 2005, tutta una serie di iniziative di tecnologia di bonifica in situ, in particolare le attività di ISCO, di KRT, che sono delle tecnologie che attraverso dei sistemi di trasferimento nel terreno di correnti elettriche trasferiscono alcuni contaminanti nell'anodo. Iniziative di multi-phase extraction, quindi attraverso l'estrazione di più fasi presenti nel suolo, oltre ovviamente a un sistema capillare di sistemi di emungimento verticali e orizzontali per trattare le acque. Considerate che a Porto Marghera oramai è da 10 anni che il progetto operativo di bonifica della falda è in una fase di implementazione assolutamente coerente col progetto, e quindi c'è in marcia un impianto di trattamento acque di falda della portata di circa 50 metri cubi ora. In questo contesto ci sono delle aree all'interno sia del nuovo che del vecchio petrolchimico che hanno avuto bisogno di interventi specifici. Mi riferisco all'area di Malcontenta, mi riferisco all'area ex Ausidet, più delle piccole aree che chi prima di noi stava su quel sito in qualche modo ha determinato dei punti di hotspot, fra virgolette, molto concentrati. Questi interventi sono stati tutti completati, quindi l'isola 46, dove poi ritornerò perché l'area su cui insisterà uno degli interventi di rilancio dell'area, quindi il waste fuel, ne parleremo dopo. Altre aree su cui stiamo proponendo invece interventi di riqualificazione anche energetica dell'area attraverso per esempio dei parchi fotovoltaici. Ecco, tutte queste aree sono state in qualche modo recuperate, certificate e restituite a degli usi diversi. Una buona parte ancora è in bonifica, e per queste aree qui abbiamo condiviso col Ministero dell'Ambiente un approccio moderno, un approccio che veda nell'analisi di rischio e soprattutto nello stralcio per lotti la possibilità di riqualificare le aree e poterle in qualche modo stralciare e destinare a nuova attività produttiva, sempre in una logica di sostenibilità rispetto a quella che è la vocazione del territorio. Perfetto, grazie. Diciamo, sicuramente ci sono tante attività, tante azioni, diciamo, che ci confortano ulteriormente, diciamo, su una vivacità proprio anche del sito. Io a questo punto passerei alla professoressa Beghetto, diciamo, alternandoci un po' sulle tematiche e allargando un po' lo spettro di analisi, perché verosimilmente quando parliamo di bonifiche ci portiamo dietro un passato magari fatto da una chimica vecchio stampo, ecco, diciamo così, quindi una chimica fortemente impattante sui territori, però una chimica che verosimilmente non rispecchia la situazione attuale da un punto di vista di innovazione tecnologica, di innovazione dei prodotti, di innovazione dei processi. Quindi si parla sempre più spesso di chimica verde, partendo dal presupposto che senza chimica non possiamo stare, perché questo qui, diciamo, è un discorso, c'è un approccio che era uscito anche la volta precedente, cioè senza chimica, senza acciaio, senza gomma plastica, senza farmaceutica, senza cemento non possiamo stare, altrimenti dovremmo affrontare una regressione importante nei nostri stili di vita. Quindi sicuramente la chimica è uno di quegli ambiti industriali che probabilmente più degli altri sta spingendo verso una transizione sostenibile. Dal suo punto di vista la situazione qual è? È ancora un qualcosa sulla carta o è qualcosa che sta effettivamente prendendo consistenza? Beh, bella domanda. Dunque, mi
piacerebbe non fare la distinzione tra chimica industriale e chimica verde, tanto per mettere un attimo a fuoco la questione, nel senso che la chimica industriale, che senz'altro in passato ha avuto delle difficoltà, ha avuto un impatto sull'ambiente significativo, e qui lo vediamo, lo sappiamo e chiaramente ne abbiamo le conseguenze sotto gli occhi, tutto sommato però è legata a una logica industriale, a dei processi chimici che hanno dei fondamenti da un punto di vista anche scientifico, teorico, assolutamente validi, che vengono oggi trasposti in molti casi. Ci sono casi in cui con l'accezione chimica verde si va su settori che qualche anno fa non sapevamo nemmeno che ci sarebbero stati. Per altri versi in realtà è un rivedere quello che era la chimica industriale tradizionale. Io sono un chimico industriale di nascita e di studio e di formazione. In realtà era già, nel senso che tipicamente un processo economicamente sostenibile virtualmente è un processo che sfrutta al massimo tutte le energie, le risorse, i sottoprodotti e quant'altro. Che poi ci sia stato in tutto questo un ovvio e inevitabile diciamo leaching, come dicono gli inglesi, lungo la via, è indiscutibile. Per cui questo secondo me è un po' l'idea, cioè la chimica verde non è poi del tutto una chimica nuova. È un diverso modo, è anche una chimica nuova, ma è fondamentalmente un diverso modo di valutare l'impatto sull'ambiente. Quindi cambia non solo l'aspetto scientifico, ma cambia la prospettiva, cambia la sensibilità, cambia la logica con cui noi dobbiamo andare a fare quello che in Europa piace tanto, l'eco-design, con i processi e i sistemi, diciamo i principi dell'economia circolare. Tipicamente la chimica verde nasce in buona parte da degli studi di un professore che si chiama Anastas, che ha fondato quelli che sono i 12 principi della chimica verde, e che prevedono, è un decalogo praticamente, in cui si dice che si ritiene un processo green quello che prevede almeno alcuni di questi punti, quindi usare reagenti non nocivi, avere quella che si chiama atom efficiency, cioè fare in modo che quello che viene messo dentro il reattore possa portare completamente o il più possibile al prodotto desiderato e così via. Quindi c'è tutta una filosofia dietro, e c'è poi la parte che però non è necessariamente della chimica verde, che è legata alla sostenibilità di processo. Questi sono due aspetti molto importanti che a mio avviso sì, hanno un futuro, devono averlo, e sempre più i ricercatori, gli scienziati vanno nella direzione di, anche per effetto poi delle logiche delle direttive europee, in questa direzione. Perfetto, grazie. Allora, ritornerei all'ingegnere Troni, perché aveva già anticipato prima un po' il tema della seconda domanda, però gioco forza quando parliamo di sostenibilità, quindi parliamo giustamente di efficientamento delle risorse, di ottimizzazione delle risorse, di efficientamento dei processi. Poi si innesta anche questo approccio di economia circolare, tra cui c'è anche il discorso del recupero e del riciclo. Verosimilmente l'impianto, cioè quindi l'attività che sta svolgendo in questo caso Eni Rewind per il riutilizzo del FORSU, questo fantomatico acronimo che sta per frazione organica del rifiuto solido urbano, che in realtà è la parte diciamo organica della nostra raccolta differenziata, che è quella che per sua natura poi non rientra in un ciclo di recupero di materia prima seconda, che quindi viene poi portato al recupero in un'ottica aerobica o anaerobica a seconda poi dei processi. Però sicuramente da questo punto di vista qui a Marghera ci stiamo muovendo con un'attività assolutamente di eccellenza, sia dal punto di vista dell'innovazione, sia dal punto di vista proprio dell'impatto che potrà avere la ricerca che si sta compiendo. Cioè, qual è lo stato dell'arte del progetto, ingegnere? Sì, assolutamente. Allora, intanto
apprezzo tantissimo il fatto che abbia citato il progetto per la sua caratteristica di innovazione. Il progetto nasce di fatto da un'idea di Eni Ricerca e Sviluppo che a partire circa dal 2013 in avanti iniziò a fare tutta una serie di test proprio sulla possibilità di fatto di riprodurre in laboratorio prima, in pilota poi e adesso a Porto Marghera su scala industriale, quello che di fatto la natura fa in migliaia d'anni, perché l'attività di diciamo così trasformazione e di conversione termochimica della sostanza organica in olio, che nella fattispecie il petrolio, avviene ovviamente in natura migliaia d'anni, fondamentalmente con due caratteristiche fisiche, prima la temperatura, l'altra la pressione. Ecco, da questa idea tutto sommato abbastanza semplice, i colleghi della ricerca hanno messo a punto un prototipo che abbiamo realizzato in piccola scala sul sito di Gela e che da fine 2018 è operativo. Abbiamo utilizzato della FORSU, quindi della frazione organica da rifiuti solidi urbani provenienti dalla città di Ragusa, e abbiamo prodotto il primo biolio. Considerate che questa tecnologia è una tecnologia di recupero, quindi non è una tecnologia di smaltimento. L'idea è quella di prendere qualcosa che viene percepito come un problema, quindi la frazione organica del rifiuto, e trasformarlo fondamentalmente in due grossi prodotti. Uno è l'acqua, che naturalmente è presente all'interno della FORSU nell'ordine del 60-80% circa in ingresso. Il biolio, tramite il processo di conversione termochimica, e anche produzione di piccole quantità di CO2 che viene catturata e quindi poi commercializzata, e anche di biometano che con un'attività di raffinazione può essere evidentemente separata dalla CO2 e quindi il biogas iniziale può essere utilizzato, perché no, anche come biometano per autotrazione. Considerate che questo biolio è un biolio con un bassissimo tenore di zolfo, è un biolio quindi che è già pronto per esempio per gli usi per il bunker marino, quindi a Venezia sarebbe perfetto da questo punto di vista, proprio perché rispetto a quelle che sono le normative IMO, che sono particolarmente stringenti circa le zolfo che questo bunker oil deve avere, è già pronto per essere utilizzato. È intorno dal 3 al 14, 15, 16%, dipende da che cosa, fondamentalmente da quanta disponibilità di fondamentalmente sono presenti all'interno della FORSU. Qual è lo stato di avanzamento del progetto? Bene, lo stato di avanzamento è che abbiamo completato l'attività di progettazione esecutiva. Nelle prossime settimane presenteremo il progetto presenteremo proprio alla città metropolitana di Venezia, quindi l'istanza di Paolo, quindi il procedimento autorizzatorio unico regionale, dove all'interno abbiamo in qualche modo sviscerato tutti gli aspetti di carattere ovviamente ambientale e di carattere anche processistico del progetto. Considerate che, per essere molto sintetico, il procede a 250-300 gradi, quindi poco di più rispetto a un forno per pizza, giusto per capirci, e ha una pressione di 50-160 bar. Questo è il cuore del progetto. C'è una fase di preparazione della FORSU, a valle della reazione a valle della liquefazione avviene fondamentalmente un'attività di filtrazione e di separazione dei tre flussi, come vi dicevo, quindi flusso acqua, flusso olio, flusso gas, dove all'interno abbiamo anche in qualche modo i vantaggi di questa attività, che da un punto di vista diciamo così industriale ci inorgoglisce, devo dire, molto, perché sicuramente abbiamo un recupero energetico della FORSU, abbiamo la produzione di un bioolio con un elevato potere calorifico,
riduciamo le emissioni di CO2, perché sapete benissimo che un carburante bio rispetto a un carburante fossile ha delle emissioni di CO2 ben diverse. Riutilizziamo delle aree dismesse, andiamo a posizionare l'impianto su un'area bonificata che è stata certificata l'anno scorso e che quindi, tra virgolette, non promuoviamo consumo di suolo ulteriore. Recuperiamo una buona quantità di queste acque all'interno dell'impianto e evidentemente evitiamo che questo materiale possa andare o in discarica o all'incenerimento, come ahimè spesso in alcuni avviene. Quindi questa è un po' la proposta. Peraltro considerate che all'interno dell'ambito della città di Venezia non sono presenti impianti di recupero di questo tipo. Oggi la Forza in realtà va a Pordenone e va verso Padova, per cui c'è anche un tema di prossimità e quindi di effetto benefico in qualche modo indotto dal fatto che chiaramente queste matrici si muovono poco nel territorio perché avrebbe un destino sul sito industriale di Porto Marghera. Quindi insomma questo è un po' in sintesi il progetto, poi ovviamente a qualsiasi tipo di curiosità siamo perfetto di dare ascolto. Insomma. Benissimo, allora direi assolutamente un progetto di eccellenza, cioè che va veramente in un'ottica, cioè di ottimizzazione, cioè anche diciamo un po' di quelle zone diciamo, del processo, del ciclo dei rifiuti che per loro origine, per loro matrice, giocoforza non possono rientrare in un'ottica di economia circolare. E da questo punto di vista qua secondo me è interessante. Apro una parentesi perché poi da esperto di comunicazione ambientale ho apprezzato particolarmente la campagna dell'ENI, cioè dove si parla di ENI come attore della sostenibilità ma anche dei comportamenti dei singoli, perché ovviamente deve essere tra virgolette un gioco di squadra, probabilmente in questo caso qui ancora di più, perché se non partiamo a monte da un comportamento corretto da parte degli utenti, quindi di chi sta proprio all'inizio del ciclo dei rifiuti con la corretta smistamento e il recupero, di fatto poi il meccanismo si inceppa, fermo restando che poi il gioco forza non tutto appunto può entrare in un'ottica di recupero, e quindi il fatto di poter trovare delle tecnologie alternative all'incenerimento piuttosto che alla discarica ovviamente ha un impatto assolutamente positivo. Quindi, poi allargando quindi un po' lo spettro, quindi tornando diciamo su Marghera nella sua complessità, dal suo punto di vista, professoressa Beghetto, come siamo messi con questa transizione sostenibile, cioè, in che direzione sta andando il sito secondo lei? Questa è una domanda che fa meglio fare all'ingegnere piuttosto che a me, perché è più una questione politica che non una questione diciamo scientifica. Ma quello che potrei dire io, che mi sento di dire, è che sicuramente lo spostamento del polo scientifico dell'Ateneo a ridosso proprio della zona di Marghera, perché di fatto noi siamo in prossimità del Vega, davanti al Vega, sicuramente è una potenzialità, è un punto di forza che dovrebbe e che ci auspichiamo sia un punto di contatto con il mondo imprenditoriale, quindi con tutti quelli che oggi e in futuro vorranno pensare di implementare o spostare le loro attività all'interno del comparto di Marghera. Noi già abbiamo parecchie collaborazioni con il territorio e anche io mi occupo del trasferimento tecnologico per il mio dipartimento e anche di alcune iniziative legate alle reti innovative regionali che la Regione Veneto ha istituito, e sicuramente ci sono moltissime aziende più o meno vicine a Mestre che hanno esigenza di avere un supporto di un Ateneo, quindi io mi auguro e auspico che questa cosa vada sempre più aumentando e diventi sempre più importante per una reciproca transcontaminazione poi alla fine, perché gli Atenei hanno intanto delle strutture, delle attrezzature che noi adesso abbiamo recentemente implementato, con la quale possiamo offrire tutta una serie di servizi
anche proprio di tipo scientifico-tecnico molto ampio, e poi perché chiaramente l'approccio è diverso, il modo di vedere le cose è diverso rispetto l'industria è più focalizzata sulla produzione, le università sono più focalizzate sulla ricerca. Quando si riesce a unire questi due aspetti in qualcosa di unitario, io vedo che i risultati sono sempre molto positivi, quindi sicuramente noi ci siamo, io sono qui anche per testimoniarlo, e aziende che a mio avviso potrebbero spostarsi nella zona di Marghera sicuramente ce ne sono, magari non le più piccole del territorio ma più grandi, che possono venire anche da bacini diversi, cioè nel senso da territori diversi, e vedremo come andrà. Perfetto, quindi grazie professoressa. A questo punto allora, sposterei lo stesso focus della domanda anche all'ingegner Troni, quindi allora, sicuramente questo nuovo assetto, questa transizione, questo nuovo approccio richiede sicuramente un'alleanza e un gioco di squadra forte tra tutti gli stakeholders coinvolti, quindi il mondo imprenditoriale, il mondo accademico, la pubblica amministrazione, sicuramente anche poi da parte della collettività la disponibilità di aprirsi senza pregiudizi a capire determinate dinamiche prima magari di schierarsi a prioristicamente per il no o per il sì, anche se raramente si schierano per il sì. Chiederei all'ingegnere, quindi secondo lei come vede questa alleanza tra imprese e mondo universitario, come può scaricare a terra valore? Sì, dunque la domanda è interessante, ma soprattutto per due profili. Il primo è che noi in tempi non sospetti, oramai dal 2018 abbiamo avviato una collaborazione molto stretta con l'Università Ca' Foscari, con la Fondazione, dove abbiamo trovato un'eccellenza particolarmente spinta in questi settori. Abbiamo avviato 3 linee di ricerca sulle quali è stato fatto un lavoro eccellente, sia sulle bonifiche sostenibili, su un'analisi di rischio ecologica e anche su quelli che sono gli impatti economici delle attività di risanamento ambientale. Sono stati fatti 3 studi di altissimo livello, che peraltro nel prossimo futuro faremo anche un intervento pubblico in cui presenteremo questi studi. Quindi riteniamo che la collaborazione con le eccellenze del territorio, in particolare col mondo accademico, siano centrali a proporre un modello di sviluppo nuovo, ma soprattutto perché dalla sinergia di una visione industriale con una visione più accademica può arrivare una sintesi di crescita. Abbiamo promosso con il Comune di Venezia e con l'Agenzia dello Sviluppo, per lo sviluppo di Venezia, abbiamo firmato un protocollo d'intesa che aveva sinteticamente come obiettivo proprio quello di assicurare la possibilità di una riconversione industriale e di una valorizzazione delle potenzialità enormi che ha il sito di Porto Marghera rispetto a quelli che sono gli obiettivi per garantire appunto questa vocazione produttiva. L'accordo di fatto si basa su circa 64 ettari e Eni Rewind, con quella logica dello svincolo delle aree potrebbe mettere a disposizione appunto della collettività per un rilancio. Facendo riferimento a 2 aspetti: il fatto che l'area di Venezia è stata inserita nell'area di crisi industriale complessa, che si porta dietro tutta una serie di specificità importanti, e da ultimo l'inserimento appunto di Porto Marghera quale ZES, zona economica speciale. Ecco, questi elementi sulle quali devo dire la struttura confindustriale veneziana ha lavorato tantissimo, insieme con ovviamente tutte le istituzioni pubbliche, però hanno in qualche modo identificato un pacchetto che rendono il sito di Porto Marghera particolarmente appetibile, proprio perché sintesi di questi
di tutti questi elementi. Per cui sinceramente, se posso dare fra virgolette una sintesi rispetto alla domanda che mi ha fatto, direi che il futuro secondo me è assolutamente incardinato su un percorso di positivo. Benissimo, e quindi a questo punto chiuderei con un'ultima considerazione da parte della professoressa Beghetto, che è un po' lo spunto con cui abbiamo chiuso anche la prima puntata. La chimica a Marghera, problema o parte della soluzione? Mi sembra di capire che la stiamo inquadrando finalmente in realtà come una parte concreta della soluzione, grazie al ruolo di player importanti come Eni, ma anche grazie al contributo dell'università. Assolutamente, siamo nel posto giusto al momento giusto, quindi è il caso di approfittare ancora di più di questa occasione per far tornare Marghera quello che poi era un punto di riferimento anche per tanti stati esteri, quindi secondo me è assolutamente un'occasione, un'opportunità. Benissimo. Secondo lei Engineer Troni ha già risposto, quindi sicuramente siamo sulla buona strada. Ma per dire che la raffineria di Porto Marghera, la bioraffineria di Porto Marghera, è stato il primo esempio al mondo di riconversione di una raffineria tradizionale. Corretto. Quindi ritengo che Porto Marghera abbia tutte le caratteristiche per essere assolutamente in prima linea quando si parla di innovazione e quando si parla di innovazione sostenibile. Quindi il tema del waste fuel che vi ho raccontato prima, il tema della bioraffineria e tutti i temi legati a immaginare un modello di sviluppo nuovo e pensato rispetto a politiche, fra virgolette, che non appartengono più industriale come odierna, sono secondo me degli esempi assolutamente tangibili, reali, veri di dove sta andando Porto Marghera. Vedo la professoressa Beghetto annuire con non posso che essere convinzione. Non posso che essere d'accordo, effettivamente l'esempio appunto di quello che viene fatto per la bioraffineria è assolutamente esemplare ed è un'evidente indicazione che quella è la direzione insomma, in cui a mio avviso stiamo un po' tutti andando. Perfetto, ora siamo arrivati alle 17, quindi ci eravamo dati le 17 un po' come time limit, quindi io ringrazio la professoressa Beghetto, ringrazio l'ingegner Troni, diciamo che come seconda puntata, collegandola anche un po' all'evidenza della prima, mi state ulteriormente rincuorando sul fatto che Porto Marghera può essere veramente un punto di riferimento non solo nazionale ma veramente internazionale dal punto di vista dell'innovazione e del rilancio industriale, quindi penso che siano dei messaggi decisamente importanti anche proprio per il futuro economico del nostro paese, alla luce anche di quello che sarà un po' l'evoluzione del turismo, che resta la prima industria del territorio, ma post Covid è ancora un po' tutto da definire, quindi sapere che c'è comunque un tessuto produttivo industriale estremamente dinamico da questo punto di vista, anche se mi permetto, ma forse non così ben comunicato, perché forse la collettività non sa effettivamente quanto si sta facendo su Marghera, e penso che questa attività quindi di Mestre Mia sia assolutamente lodevole da questo punto di vista, per portare alla conoscenza anche della collettività quanto aziende importanti come Eni e quanto un ateneo importante come Ca' Foscari stanno facendo per il bene del nostro territorio. Quindi vi ringrazio per la disponibilità, per essere stati qui con noi, e rinnovo l'invito a tutti i nostri amici ascoltatori per la terza puntata lunedì prossimo, sempre alle ore 16. Grazie e buona serata. Grazie a voi. Grazie a lei.